Eder, Mech, Pallister. Nell'intercettazione recentemente emersa, a quanto pare tu temevi il contenuto degli hard disk. Cosa c'era lì dentro? Guarda, non c'è niente di preoccupante in queste immagini, parliamo di 200-300 mila foto, questo io non mi ricordo. Io ero preoccupato e comunque sono state visionate, ho parlato non tanto tempo fa con gli inquirenti che hanno guardato le foto, insomma mi hanno detto guarda che sei veramente un bravo fotografo. Tutti noi vorremmo degli inquirenti come quelli di Trieste, ti cambiano la serratura e ti fanno anche i complimenti per come scatti le foto durante le indagini. Boh, comunque io l'ho detto in procura, io l'ho detto in procura, guardate. Non ho capito se l'hai detto in procura. Se mi lasci parlare, ecco, io l'ho detto in procura, ho detto guardate, io dopo la scomparsa di Liliana, io pensavo di morire perché ho avuto un cedimento fisico, una cosa allucinante e io sono andato da Pino Laura e gli ho detto guardate teneteli qua. Non so cosa mi succederà, non vorrei che queste immagini andassero in mani cattive. Cioè, parliamo della nostra vita, di 20 anni, 30 anni di foto, di immagini, di tutto quello che vuoi. Comunque non c'è niente, assolutamente niente che potrebbe creare dei problemi. Ma in questi hard disk che foto ci sono che ti preoccupano? Delle foto di Liliana con Claudio Sterpin? Questa è una balla che è stata una delle tante balle che sono state raccontate, assolutamente, no, non c'è. E questa storia che Liliana aspettava un figlio da Sterpin? Guarda, tutta questa storia è stata messa su così, io a un certo punto sono l'unico che conosceva Liliana, l'unico che sapeva i suoi segreti e io non mi sono mai permesso di raccontare tutte queste cose. Quello che ha fatto il fratello è veramente vergognoso, con tutto quello che può essere, tutte le cose che comunque erano già conosciute. Seconda cosa, parliamo di una storia d'amore che non esiste, di un uomo che si permette di andare in trasmissione con l'immagine di mia moglie sul petto. Questa è una delle tante cose. Secondo, l'abbiamo visto l'altro giorno, sulla ciotolina ha scritto la cosa di Liliana per dire la terza moglie. Ma di cosa stiamo parlando? Noi avevamo già progetto, è stato anche visto, di andare in Brasile. Cosa dice lui di queste cose che neanche non sanno un'immagine? Capisci? Figurati se Liliana voleva andare con lui. Lui aveva solamente un rapporto di amicizia. Questo era. La storia della conoscenza di Sterpini avviene già ai tempi, quando nell'89, nel 90, 91 noi ci si frequentava, lei era maratoneta e mi ha presentato in varie gare, guarda questo è il presidente del marathon. E così io l'ho conosciuto, ma neanche per nome, solo come personaggio. E poi piano piano è drammatico, voi dovete sapere cosa è successo quella notte quando Liliana mi ha pregato di stargli vicino, che lei doveva interrompere questa gravidanza. Io da lei non ho mai saputo che lei avesse delle relazioni con qualcuno, aveva delle amicizie che frequentava nel campo dello sport, nel campo dei viaggi, aveva le sue amiche, i suoi amici, ma di Sterpin io non sapevo che si vedevano a livello di sport, non altro. Ma se tu non sapevi che avevano una relazione, come ti viene in mente di sognarti che forse il figlio era suo? Perché era l'unico che lei frequentava. Io non ho altri nomi, lei non mi ha mai detto altri nomi di persone che frequentava, che si vedevano, che così, che colà. Eppure io ricordavo qualcosa di diverso. Lili andava durante la settimana a trovare le ex colleghe di lavoro, c'era qualcuna che stava male, che si era operata, andava a casa sua, gli dava una mano, andava a trovare un altro amico, Bruno Fulin, che abita in altura, Bruno Fulin, Ma cara mia non io mai nessuno
io non ho bisogno di nessuno. Liliana, io mai quella casa mia, mai. Mi telefonava, una volta siamo trovati a San Giovanni, bel caffè, Rotonda del Boschetto. Ma come? Sebastiano dice che tu sei un amico intimo di Liliana. Ma che intimo, eravamo in ufficio insieme e basta. E era solo un mio pensiero, non è Però- che ho detto esplicitamente che Claudio Sterpin è il padre. Io ho Certo. detto, per me è una mia supposizione. E come mai non hai pensato che fosse tuo figlio invece che di Claudio Sterpin? No, assolutamente, perché noi avevamo il nostro rapporto che era fatto in protezione, cioè avevamo le nostre cose. E io assolutamente non era mio. Me Quindi l'avrebbe dato detto, qualcosa. me l'avrebbe detto. Guarda, io ti posso dire ancora una cosa in più. Io negli anni successivi ho parlato spesso di questo con Liliana, ho detto ma scusa perché non hai tenuto questo bambino che magari adesso avrebbe già, non so, 10 anni, 15 anni e sarebbe stato il tuo compagno, la tua vita, il tuo futuro. Questo abbiamo parlato tantissime volte e lei non ha mai voluto dare una risposta a questo, perciò io non penso assolutamente che fosse mio. Io penso che questa così, diciamo, frequentazione con questo personaggio che comunque è quello che è, insomma, racconta un po' cose che lui immagina, quello che pensa, ma assolutamente questa storia d'amore è solamente una cosa inventata. Non ti voglio Vergognoso fare- verso esatto. mia moglie. Sicuro che nessuno sapeva di Sterpin. Saresti stato tu, Non sapeva nessuno, La figuriamoci. Però Silvia ha riferito che tu sapevi del loro weekend. dire Ma perché è la la cronaca, cugina no? non sapeva neanche, ma figuriamoci, dai, Che non stiamo a raccontare no, palle. no, però io sono vicino a Figuriamoci, Liliana. dai, È un- la banda degli onesti, è la banda degli onesti che parla, perché uno dice così perché me l'ha detto quell'altro, guarda perché me l'ha detto quell'altro. La banda degli onesti, gli stavano sulle palle, va bene, chi se ne frega, però io ho avuto con me per 32 anni Liliana. E questa è la più grande gioia della mia vita. Sono riuscito a portare via Liliana da quella banda degli onesti. E Master Pin dice che il vostro matrimonio era finito da 7 anni. Ah, non ha titolo, non ha titolo, Te lo voglio- non ha però te lo voglio far Chi dire. è? Non va a titolo, non ha titolo. Procura Vergognoso, dolore e guarda, come inquietudine. apre bocca. Lei con lo sguardo ti parlava, non occorrevano parole. Noi abbiamo passato i momenti intensi, uno da una parte e uno dall'altra della tavola, a tenerci per mano e ripeterci per decine, se non centinaia di volte, ciao amore, semplicemente. Occhi negli occhi, ciao amore. Il mio compleanno lei era presente come la mia prima moglie e la seconda, perché sulla ciotola che avevo sul tavolo c'era il mio nome sopra, sotto 3 cuori disegnati in rosso e dentro 3 iniziali tra i quali la sua. Una L, l'L per Liliana evidentemente. Lei era per me la donna giusta per concludere la mia vita. L'hanno dipinta come una geisha che dove la metti, la sta, eccetera. Era abbastanza vero, ma nei confronti di chi voleva lei. E per me era vero, sì, il loro matrimonio era finito da anni. E come mai allora non lo aveva ancora lasciato? Perché? Un poco perché era fatta l'antica, come tutte le donne antiche, il marito capofamiglia, la moglie è quella che fa i lavori di casa, i figli, eccetera. E lei è rimasta così per tutta la vita, ma forse non era mai stato quello che dice lui, era stato per lei, secondo me, un ripiglio, ma insomma per non rimanere zitella, intendo. Quando lei appunto mi si lamentava, diceva ma io anche me ne andrei da casa, ma dove vado? La casa è mia. Io là gli ho fatto la proposta, se vuoi venire qua la porta è aperta. Io non sarò capace di fare dichiarazioni d'amore, è evidente che l'amavo. Non fai certe proposte a una donna se non la ami. Lei l'ha accettato subito. Io le ho detto subito, guarda che io ti posso durare poco, un paio d'anni. Lei mi ha detto, se io posso stare con te anche per un anno o anche meno, anche 6 mesi, ho coronato il sogno della mia vita, parole sue. E mi ha detto semplicemente troverò il modo di dirlo, Sebastiano. E poi ha detto anche che non vorrei lasciarlo in braghe di tela. Lei non voleva lasciarlo in braghe di tela, giusto? È finito in un cappotto di legno, per non lasciarlo in braghe di tela. Scusa, io ti chiedo, no? Ma dimostrami questa relazione, cioè non so, fammi vedere un messaggio, voglio venire a vivere con te,
ti amo, cioè non c'è niente, è solamente frutto Beh, Sebastiano, di questa qualche fantasia c'è. di quest'uomo. Eh. Ma il messaggio, dimmi, fammelo vedere. Cioè io... E Claudio perché mai dovrebbe inventarsi tutta questa storia? Perché è così, è fatto così, cioè esibizionismo, una forma di, come dire, ecco, non so, ma può essere che lui, dentro di lui, fosse anche innamorato, per carità, niente da dire, però Liliana, nel momento in cui si è resa conto di essere entrata in questo meccanismo, in questo imbuto, si è ribellata. Infatti quella mattina lui non la stava cercando, lui la stava braccando, capisci? Perché ci sono dei messaggi che lui manda sul telefono di Liliana, quindi- sono messaggi importanti, sono si messaggi parla- che lui dice, ci vediamo qualunque cosa sia, ne parliamo dopo, sperem. Ah, ma sono messaggi davvero terribili. Cioè, sono cose emblematiche su questo. E probabilmente fanno gli amanti ma in codice, ma per favore, dai, Però parliamo si parla- di gente che ha 85 anni, dai, per favore. Sì, no. 1000 messaggi. Il momento in cui tu mi farai vedere un selfie, una foto, l'unica foto che c'è di Sterpin e Liliana, l'ho fatta io, pensa a te, capisci? E io vado adesso a pensare che un amante, scusa, Sebastiano, ma- qualcosa. Hanno detto tutti che tu li seguivi di nascosto. Ma dai, per favore, ma dai, cioè, allora che faccia con le cose telefoniche di dove erano loro e quando ero io col telefono. Cioè, è facile scoprire se io seguivo loro, ma figuriamoci se io vado a seguire loro, ma per favore, dai. Eh no, non è più facile perché l'Abruzzone, per difendere le incoerenze del tuo giro con la GoPro, ha detto che se la cella è dello stesso paese non può essere affidabile. La cella è affidabile solo con paesi molto distanti. Le celle non si possono più usare. Guarda, fammi un favore, non chiamatemi più perché No. queste cose qua assolutamente... No, Sebastiano, invece io ti voglio dire grazie perché... Sono venuto perché per stima... cioè, dicevo Voi che succede. avete ingoiato la favola di Sterpin, voi avete ingoiato la No, no, favola no. di Sterpin come tutti gli altri. Voi avete ingoiato la favola di Sterpin, voi avete ingoiato la favola di Sterpin come tutti gli altri. Avete qua- ingoiato la favola di Sterpin, No, però a un dire la certo tua, punto abbi perché io pazienza. ritengo- Poi ha cambiato versioni tantissime volte, che veniva a stirare, una volta ogni 15 giorni, poi ogni settimana e poi è così. Cioè, l'unica cosa certa è che io e Liliana dovevamo andare in Brasile, avevamo già parlato con l'agenzia, sono stati sentiti i miei amici del Brasile, la donna dell'agenzia, cioè non lo so. Cosa è successo a Liliana? Io spero di avere delle risposte da quello che ci stiamo aspettando dalla dottoressa Cattaneo e Vediamo. dall'autopsia che verrà fatta. È questo che aspetto io. grazie. Voi avete ingoiato la favola di Sterpin, voi avete ingoiato la favola di Sterpin come tutti gli altri. Ma cara mia, e basta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.